L'amministrazione comunale di Raffadali annuncia con soddisfazione l'approvazione del rendiconto nell'esercizio finanziario 2024, che segna un traguardo fondamentale nel percorso di risanamento dei conti dell'ente. Il sindaco Cuffaro annuncia che grazie a un'attenta e rigorosa gestione avviata con determinazione negli anni precedenti, il disavanzo è stato progressivamente ridotto dagli oltre 8 milioni di euro nel 2021, si è arrivati a 75 mila euro nel 2024 al netto della quota derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. L'andamento del risultato di amministrazione testimonia l'eccellente lavoro svolto. Nel 2021 il disavanzo era di 8 milioni di euro, nel 2022 a 5.700 milioni di euro, nel 2023 è sceso a 4 milioni e 900 mila euro, nel 2024 a 75 mila euro. Questi numeri certificano il risanamento dei conti e rappresentano una conquista importante, non solo per l'attuale amministrazione, ma soprattutto per il futuro del comune raffadalese. Restituire all'ente una struttura contabile, solida e trasparente, ha dichiarato il sindaco Silvio Cuffaro, significa garantire ai cittadini un'amministrazione capace di programmare con serenità lo sviluppo del nostro territorio senza i pesanti vincoli che il disavanzo degli anni passati aveva imposto. Con la chiusura dell'esercizio 2025 si completerà definitivamente questa delicata fase di risanamento, lasciando alla futura amministrazione un bilancio ordinato e sostenibile, base indispensabile per affrontare con responsabilità e fiducia le sfide dei prossimi anni.